Ricordiamo, non corre Camellia Griff, non corre Cashbank Bigi, record femminile della generazione. Cavalli intanto chiamate alla partenza, completamente sferrate Collier, Credit Cash AS, Serin di Celle, Share K. Da dichiarazione, sferrata agli anteriori Cadillac Griff, ma è il momento del Gran Premio Italia Femmine. Autostart che si avvia. Numero 1 Collier, 2 Sherivit, 3 Credit Cash AS, 4 Cadillac Griff, 5 Serin di Celle, 6 Cocomil, seconda linea 8 Share K, 9 Crystal Pan, 10 Calypso Rock, 11 Candy Oro Fass. Pronostico apertissimo con Sherivit, Cadillac Griff, Serin di Celle, Crystal Pan fra le più attese, macchina intanto che comincia ad accelerare e lascia andare le concorrenti. C'è subito l'errore di Cocomil e poi l'errore anche di Cadillac numero 4 Griff. Cadillac Griff, e così in partenza è Collier che rientra a Credit Cash, che si impegna ancora all'esterno, mentre più indietro Serin di Celle numero prova 10, a superare Sherivit. Calypso Rock squalificato. Credit Cash insiste su Collier, si avvantaggia dopo i primi 250 metri, intanto 14,3 per i 200 iniziali, arriva Serin di Celle, va decisa l'attacco di Credit Cash AS, 400 iniziali in 28,7, Serin di Celle ottiene strada ed è quindi la leader sulla seconda piegata. Terza posizione per Collier, c'è stata spesa comunque in questi primi 400 metri di gara. In quarta posizione vediamo Sherivit, intanto i 600 in 43,8, 15,1 la frazione in curva. Primo strappo piuttosto violento per assumere il comando da parte di Serin di Celle, che ora cerca di moderare l'andatura e completa il giro iniziale in 59,3, mentre dalle retrovie non tarda a progredire Crystal Pan, una delle più attese. Crystal Pan raggiunge il sediolo, poi copre interamente Credit Cash, che è in seconda posizione, e raggiunge il Salchi di Serin di Celle. Intanto il chilometro se n'è dato in 1,14,9, con Serin di Celle leader nei confronti di Credit Cash. All'esterno si impegna Crystal Pan, seguita nell'azione da Sherivit, che ha lasciato la corda per anticipare Candy Oro Fass. Più indietro c'è Cocomil rimesso. Intanto un parziale in 15,9, ora ha cercato di graduare decisamente Santo Mollo in sediolo a Serin di Celle per allungare nuovamente sulla retta delle scuderie, quando cerca di intensificare i propri sforzi Crystal Pan, mentre cala Credit Cash AS a traguardo lontano. Insiste invece Crystal Pan all'attacco di Serin di Celle. Crystal Pan su Serin di Celle tende ad avvantaggiarsi a 350 dalla conclusione, è seguita nell'azione da Share K. Più indietro Sherivit, poi ancora Collier e al largo di tutti Candy Oro Fass, retta d'arrivo, lo sprint a centropista di Share K. Share K si avvantaggia nel finale, Share K viene a dominare il Gran Premio Italia femminile, Andrea Farolfi in sediolo, il secondo posto è ancora per Serin di Celle davanti a Sherivit. 1,15,3 ragguaglio conclusivo, la vittoria per Share K, Andrea Farolfi, Mauro Baroncini, per il signor Lucio Zucchetti. Rivediamo l'arrivo. Non c'è storia in dirittura con Share K, che si isola in avanti una ventina di metri abbondanti sulle rivali. Per il secondo prevale ancora Serin di Celle, numero 5, davanti al numero 2 Sherivit. 8-5-2 recita l'arrivo dell'Italia divisione femmine. Come vedete sul traguardo, la vittoria per Share K, 13 a quota fissa, Andrea Farolfi in sediolo, Mauro Baroncini al training.